Ciao a tutti da Piero86, eccoci di nuovo qua con un nuovo appuntamento con la campagna molto difficile col clan Nojo. Auguro a tutti una buona visione e iniziamo. Benissimo. Adesso, visto che sono in guerra con molta gente, cerchiamo di eliminare un po' di clan, diciamo. Bene, l'idea è quella, poi vediamo l'evolversi della questione. Innanzitutto qui andiamo avanti a reclutare. Allora, qui mi fa adesso una Buma Sengoku. Ne faccio un'altra quasi quasi di Buma Sengoku, che sono il corpo, diciamo, quelli che hanno più fanteria, diciamo, di navi. Tu continui a venire su. Tu il prossimo turno mi fai un'altra cavalleria, buono. Tu cominci a venire su anche te. Che quando c'è un altro esercito di supporto riesco comunque più agevolmente a difendermi dagli attacchi nemici. Io adesso dopo sto creando un altro esercito, ma piano piano, sto qui me lo tengo per difendermi le terre qui se mi arrivano delle navi con delle truppe. Comunque innanzitutto adesso devo farmi anche una flottina abbastanza degna del nome che porta per fare in modo di non avere più rotture di coglioni. Ah, sono gli Onma là che vanno a rompere le balle Takeda, eh? Buono. Indeboliteli, indeboliteli. Qui adesso vediamo un po' cosa succede qua, se arriva qualche altra truppa. Teniamo un po' d'occhio la situazione con quel ninja lì. Qui adesso mi vengono ad attaccare, ma pazienza. Teniamo giusto d'occhio qui la situazione. Allora, adesso vediamo un po' cosa posso fare con questi bei soldini che mi sono rimasti. Intanto sto già reclutando, no? Sì. Cerco di potenziare un po' gli eserciti che ho già. Tu vieni su qua intanto. Dopo cerco con un esercito, tengo Bada qui e con l'altro vado a togliere tutte le città di questi cacchio di Esai. Allora, vediamo un pochettino qui, ma direi che sono a posto. Adesso qui ritorno qua. Niente, direi che possiamo passare, tanto qui adesso ancora ci vogliono 10 turni. Oh boh. Passiamo, prima salvo. Le Sengoku Gune sono utilizzate. Ok. Castello sotto assedio, ovviamente. Allora, te intanto vieni qua a dare manforte all'altro esercito qui. Allora, intanto andiamo dentro la cittadina. Ok. Poi, qui si stanno avvicinando dei rompiballe e voglio il mio Mezzuki, che deve andare a sacchegnare questo Mezzuki. Proviamoci. Andiamo al 76%. E boh. Vai, così mi sale. Poi, a questo punto riprova intanto a sabotare sto esercitino del cacchio. Ok. Anche perché da lì dovrebbe mancare poco. Sì. Però sale abbastanza, buono, buono. Poi, intanto adesso fate quello che volete. Tu intanto, quanto costano? 360 me ne tengo. Adesso intanto raccimolo un po' di soldi, mentre intanto faccio le cose, qui le navi. Mi faccio una flotta e poi mi tengo un po' di soldi. Qui mi sta facendo una boom, qui come siamo messi? Abbiamo una boom, allora mi manca un pochettino di arcieri, insomma. Boom a media. Posso meglio fare la boom a media. Ok. Qui intanto sta salendo una cavalleria, qui ne sto facendo un'altra, fa vedere come siamo messi. Sì, qui ne sto facendo un'altra, quindi facciamo andare tutte le cavallerie qua in alto. Che mi servono gli eserciti principali. E anche tu, vieni qua in alto.
Tengo un po' mi accumulo un po' di soldi per gli agenti, perché i ninja per sabotare i eserciti costano un sacco. Perfetto, passiamo. Vabbè, provincia perduta, pazienza. Castello sotto assedio. Esercito annientato. Sabotaggio militare. Chi? Chi l'ha fatto? Beh. Allora, tu intanto vieni, aiutami a sabotare questo esercito qui. Se no, vediamo di risparmiare un po' di soldi. Te arrivi là ad attaccare. E secondo me gli facciamo il culo a strisce. Proviamo. E va, è super. C'ho una man bassa di gente, voglio vedere dove va. Proviamo a farlo automaticamente, sono super in vantaggio. Perso poco. Poi, con te, cosa ti è rimasto qui? Proviamo di attaccarlo. Super schiacciante, proviamo a farlo automatica. E vai, persi pochi. Seccato l'esercito più grosso di questi stronzoni di quadratini. E faccio anche in tempo e riesco anche a tornare nella mia fortezza. Perfetto. Vediamo un po' adesso cosa posso fare col mio Mezzuke qua. E qui corrompo sto par de balle. Proviamo a girare un pochettino qui per vedere di beccare qualche agente, non so. Ma non c'è nessuno in giro. Vabbè. Qui potrei fare una razzolata di province, proprio paurosa, però evito perché sennò mi trovo contro tutti i clan, compresi Takeda. Adesso tanto mi prendo un po' questa provincia qui con un esercito, sto buono qua. E poi con un altro cerco di togliermi gli Ikoiki e questo clan qui dalle balle. Così comincia a diminuire il numero di gente, anche perché anche quelli con una provincia, come questi coglioni qua, che sono quelli con il rettangolo, questi qua che stanno venendo nelle mie terre adesso. Qui mi stanno arrivando a rompere le balle una nave, insomma, come si chiamano, i scioni qui. Sì, stanno arrivando gli scioni. Quante navi c'hanno? Adesso provo ad andargli a rompere le balle con quelle truppe che ho fatto. Come sono messo qua io? 336 contro? Mi sa ancora presto. Contro 336. Ma potrei provare ad andargli a rompere. Ok, proviamo ad andargli a rompere le balle a questa nave. Perlomeno mi metto qua, che gli tolgo un po' il passaggio, insomma. Mi metto qua in mezzo, almeno deve fare un po' un bel giro. Poi se vedo che mi va male, che mi cominciano ad attaccare, scapperò. Comunque vabbè, proviamo. Qui posso reclutare intanto ancora altre navette. Qui c'è una boom che stanno facendo. Faccio un'altra boom. Sì, facciamo un'altra boom. Qui stanno già andando. Qui un esercitino me lo lascio qua. Qui ho sti Mezzuke, adesso me li lascio qua. Tanto di là non mi servono tanto. Cerco di racimolare un po' gli agenti. Tu vieni qui intanto che ti porto dietro. Ok, tu continua a sabotarlo, così fai esperienza.
Ovviamente lui fallisce il sabotaggio. Va bene, vediamo di vedere cosa fa. Mi avvicino un po' il ninja qui. Ok, passiamo. Allora, qui praticamente è abbastanza messo male, però potete provare ad attaccarlo. Boh, via è andato via. Adesso lo aspetto qua, vediamo. Vediamo cosa succede. Lo aspetto qui intanto. Avviciniamo il ninja qui. Ok. Allora qui insomma arrivano anche i pirati a rompere le balle. Ma andate a cagare. Allora qui adesso sarebbe una buona cosa se lo riuscissi a sabotare. 360 sei caro, mamma mia. E puoi fallire addirittura, oh. C'è un bocchino di esercito. Devo spenderci 600 e passo. Ok, così non mi scappa. Questo più bisogno di esperienza, lo secchiamo questo esercito nemico. Direi che lo faccio automaticamente. Ok. Speriamo che mi salga il generale. Ok, per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, votate e commentate, se vi è piaciuto un bel pollice in su non guasta mai. Grazie dell'attenzione e alla prossima, ciao a tutti!